Allora, una mamma deve tenere a mente una serie di piccole indicazioni. Allora, prima di tutto è importante che faccia una valutazione della sua situazione del cavo orale, perché se ha tante carie deve subitissimo provvedere ad andare dal suo dentista per diminuire la quantità di carica batterica cariogena che ha nel cavo orale. Mi spiego meglio. Questa situazione potrebbe poi rifarsi nel bambino, trasmettendo a lui i batteri che sono poi causa di carie nel piccolino. Quindi andare subito dal dentista e farsi le cure necessarie, di solito dal secondo trimestre di gravidanza in poi, e fare dei test salivari per vedere qual è la situazione batterica. Poi bisogna tener conto che durante la gravidanza ci sono dei cambi ormonali e vascolari, e questi possono provocare delle gengiviti, possono provocare delle parodontiti o delle pulidi. Allora, le gengiviti sono delle infiammazioni abbastanza banali che si curano con un'igiene corretta, mentre le parodontiti sono una situazione di infiammazione più profonda della struttura del dente e vanno guardate con più attenzione, perché c'è molta letteratura che ci dice che aborti spontanei, nascite di bambini prematuri o comunque situazioni problematiche durante la gravidanza si hanno nelle donne che hanno parodontite. Quindi parodontite uguale, vado subito dal mio dentista per cercare di mettermi in sicurezza. Altra situazione legata al cambio ormonale sono queste escrescenze che si formano nella gengiva e che si chiamano i pulidi. Sono dolenti e sanguinanti, ma scompaiono di solito con la fine della gravidanza. Poi, per inciso, durante la gravidanza le mamme hanno spesso vomito, soprattutto nel primo periodo, e la pillola che do è quella di non lavarsi subito i denti appena vomitato, ma sciacquarsi il cavo orale con dell'acqua o semmai con dell'acqua e bicarbonato e fare pasti piccoli per evitarlo. Altra cosa importantissima è quella di nel primo trimestre di gravidanza si formano tutti quanti gli organi e con questi si formano anche le gemme dei denti da latte. Se ci sono situazioni tipo tiroide della mamma, patologia diabetica, abuso di alcol e di tabacco e di droghe chiaramente, essere sottoposti a situazioni dove ci sono irradiazioni frequenti o infezioni frequenti, possono creare un'alterazione nella formazione della mineralizzazione di questi denti del bambino e di conseguenza nasceranno dei denti che non saranno perfetti nella loro struttura e saranno più esposti facilmente alle carie. Quindi, in pratica, riassumendo, mamma con bocca sana va dal dentista una volta ogni 3 mesi per fare un'igiene e un controllo. Mamma con carie deve andare assolutamente dal dentista quanto prima per fare i test salivari, diminuire la carica batterica possibile, perché questa la potrebbe trasmettere poi al nascituro e creare un bambino cariorecettivo. E mamma con parodontiti immediatamente dal dentista di fiducia che la metterà in linea e seguirà le farà seguire le indicazioni del caso. Allora, il fluoro si è visto che non serve, preso per bocca non serve durante la gravidanza, mentre è molto utile utilizzare un dentifricio al fluoro. E a proposito di dentifrici, durante la gravidanza è meglio eliminare i dentifrici abrasivi o sbiancanti, che alle mamme piacciono tanto perché dicono un bel sorriso bianco, no, è meglio evitarli, ma dentifrici al fluoro decisamente. Poi volevo dire una cosa che di solito è importante durante la gravidanza: se una mamma per esempio ha un ascesso durante la gravidanza, deve andare dal dentista e sottoporsi alle cure anche nel primo mese di gravidanza. Sarà poi il dentista che saprà come condurla o meglio, perché una situazione di infezione ci fa creare una situazione di anormalità poi nella formazione dei denti del bambino. Poi dal secondo mese di gravidanza qualsiasi cura può essere fatta dal dentista, si possono fare anche determinate radiografie dal secondo mese di gravidanza quando necessarie, si può prendere l'antibiotico, per esempio l'amoxicillina va benissimo, e se c'è dolore l'ibuprofene va bene come prima scelta e semmai la tachipirina come antinfiammatorio antidolorifico.